Finlandia sostanzialmente vuole aggregare una serie di discipline, una serie di know-how aziendali e singoli sotto un unico, ecosistema sostenibile e che all'interno ricicla quelle che sono le soluzioni apportate all'ecosistema. Il nostro principio base è la parte etica, noi vogliamo sostenere chi lavora con e per l'associazione di imprese che viene sostanzialmente riqualificata e risponsorizzata prodotto per prodotto, progetto per progetto e soluzione per soluzione in vari ambiti operativi. Sì, il problema che c'è adesso è il bias, è il pregiudizio, nel senso che parlando molte volte di intelligenza artificiale, le aziende, gli interlocutori, non sentendosi pronti molte volte perché non c'è un'informazione adeguata sul tema, pensano che sia un qualcosa lontano da loro, che non sia di loro interesse o di loro pertinenza per l'attività che stanno facendo. In realtà queste sono tecnologie abilitanti che presto o tardi, e purtroppo stiamo vedendo molto velocemente, sono la parte abilitante di processi di business sempre più innovativi. E quindi a quel punto le aziende che capiranno questo e riusciranno a sposare questo tipo di tecnologia abilitante si troveranno anche con delle performance poi puramente commerciali che saranno differenzianti rispetto ad altri competitor. Nasce a Conegliano, nel territorio abbiamo tantissime eccellenze nel ramo digitale, il problema è che non viene recepito nel modo corretto e non viene metabolizzato da parte delle imprese, dagli enti governativi, le potenzialità che oggi ci può dare la tecnologia. L'obiettivo è creare un ecosistema composto da professionisti certificati nel ramo della comunicazione, dello sviluppo di sofisticati software con l'intelligenza artificiale, per dare quel valore aggiunto che oggi manca nel territorio, anche perché la maggior parte delle eccellenze che abbiamo in Italia si concentrano nel milanese e nel nord-est, al di là comunque di altre strutture che sono nate nel tempo, c'era questa lacuna. Insomma.